Ed ora passiamo a parlare di salute. Oggi il dottor Madeschi ospite con il dottor Marrone per parlare delle differenze tra il sistema sanitario italiano e quello spagnolo. Vediamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che parla dei problemi della salute del nostro territorio. Come vi avevo detto, avendo l'occasione che abbiamo qui il dottor Lucio Marrone che viene da Santa Cruz di Tenerife, e volevamo un attimino con lui vedere la differenza della sanità, diciamo, alle Canarie, in Spagna e da noi, specialmente tenendo presente i grossi problemi che abbiamo noi, i tagli che tutti voi state, diciamo, assaggiando, e vogliamo vedere qual è la differenza dell'assistenza al paziente rispetto a qua. Allora, dottor Lucio, vediamo un attimino qual è la differenza sostanziale. Mentre da noi si sa che c'è la sanità pubblica e sostanzialmente assicurazioni non ci sono, mi pare che lì invece la questione sia un po' differente. Sì, l'assicurazione in Spagna in generale, ma anche a Tenerife, costa molto poco, nel senso che con circa 40 euro al mese si ha un'assistenza totale per quanto riguarda la sanità, e è molto utilizzata non solo dalla persona che è dal privato, ma anche dalle aziende, ossia vengono fornite delle assicurazioni parallele dall'azienda per cui una persona lavora, che forniscono tutti i vari servizi globali. Ma quindi in parte è un'assicurazione statale e in parte privata? No, è completamente privata. Ah, è tutta privata? Completamente privata, con la quale si può accudire ai centri convenzionati, che sono generalmente quasi tutti. Esistono moltissime cliniche private che sono convenzionate e non convenzionate, che hanno dall'ostetricia fino alla, insomma... Ecco, e questa assicurazione che si paga, ecco, garantisce sia la medicina cosiddetta di base, cioè il paziente che va dal medico a farsi vedere se, mettiamo, ha la polmonite, il raffreddore, eccetera, sia quella ospedaliera, sì, e sia le farmacie. Entrambe le cose. Le medicine no. Medicine c'è la parte, chiaramente, fino a 6 mesi fa in Spagna le medicine non si pagavano. Non si pagava assolutamente nulla, le prescrizioni del medico erano rispettate e non si pagava neanche la sanità, nel senso che andavo in ospedale, facevo la mia lista, cioè nel senso dovevo essere operato, mi mettevo in lista e venivo poi operato tranquillamente. Mentre per quanto riguarda invece le farmacie, eccetera, c'era un medicamento da banco, evidentemente si pagava, ma quelli prescritti dal medico assolutamente no. Da 3 mesi, 4 mesi a questa parte esiste appunto il ticket che è inferiore al nostro, è basato sul reddito, un po' come da noi, no? Il reddito, se sono pensionati, se non sono pensionati. Questo per l'ospedale o per le farmacie? Per le farmacie. Le farmacie da noi però si paga, escluso quelli che sono senza reddito, gli altri hanno un ticket fisso. No, lì è a scaglioni. A scaglioni, cioè chi non può non paga. Gli altri pagano a seconda del reddito. Ecco, l'ultima cosa che è una curiosità mia, ma penso di tutti, visto anche i tempi adesso che siamo, noi in Italia siamo cosiddetti contingentati per i ricoveri, cioè un paziente per un'altra patologia può stare dentro un giorno, per altre addirittura deve andare a casa entro un po' di ore, per altri deve avere una media, e un ospedale non può avere ormai più di tanti letti. Da voi è la stessa cosa? No, però hanno attivato un sistema di alto controllo dove in alcuni casi, per esempio agosto, che sembra che non sia male nessuno, vanno tutti in vacanza, chiudono interi piani, nel senso che fra i medici che sono presenti, la metà vanno in vacanza, non c'è abbastanza medici per tenere aperte due reparti, se ne tiene aperto uno, oppure del reparto si chiude la metà e quindi si diminuiscono le stanze da letto, se non c'è il medico, certo, non c'è neanche il letto. Bene, ringraziamo il dottor Lucio Marrone che ci ha dato così una scorsa di quello che è la sanità anche fuori dalla nostra Italia, dal nostro Veneto. Bene, noi ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci.